tua pace, ma una pace senza morte. Una, in mezzo a tanta porta, sarebbe per campare. Sarebbe una mattina di primavera, e arrivasse fino a sera senza di zerrata là. Senza sentire più la gente che ti dice i facci, i righe, senza sentire l'amica che ti viene a consigliare, senza sentire la famiglia che ti dice ma chi hai fatto? Senza scendere più a battere la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale, la notizia impressionante, che non hai per tutto quanto e non tiene che ci fa. Senza sentire il dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha pavà. Senza sentire sto cuore che ti parla di concettini, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, che là da no. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che solamente viene la morte a te pigliare. E volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una, in mezzo a tanta porte, sarebbe per campare. Sarebbe una mattina di primavera, e arrivasse fino a sera senza di zerrata là.